Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi il titolo è "Il topo Gigio colpisce ancora". Perché questo titolo? Perché spesso e volentieri delle amicizie mi contattano per avere degli aiuti, delle informazioni e capita che sento sempre il solito mantra. Entro 28 giorni, entro 2 mesi, entro 3 giorni, lui o lei succederà questa cosa. Ma prima di iniziare queste pillole, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, che venirci a trovare nei nostri gruppi social, su Twitter, ma anche e soprattutto su Facebook, dove abbiamo rilanciato radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo, un vecchio gruppo che non è tanto vecchio perché è sempre in work progress, ha 970 iscritti, ma sarebbe bello se vi poteste unire anche voi. I link sono sotto qui in descrizione. In più, se volete, potete venire nel sito capitana.altavista.org che è attivo dal 2015 e praticamente ci sono 20 ebook fatti dal vostro Marietto Veneziano, di cui una bella parte di radionica e quadranti radiostesici e una zona anche di chirologia e lettura della mano fatti dal vostro Marietto Veneziano. Ne hanno già scaricati 150.000, quindi se non li hai ancora scaricati puoi aggiungerti agli altri 150.000 persone. In più sono stati scaricati in totale più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiostesici targati Marietto Veneziano. In più abbiamo anche una sezione a pagamento e shop dove il Legare Marietto Veneziano propongono dei servizi professionali. I link sono sempre qui sotto in descrizione. Poi abbiamo il gruppo Telegram dove ti puoi aggiungere e nel futuro ricominceremo a pubblicare qualcosa anche su Telegram a livello come ai vecchi tempi. Insomma. Bene, iniziamo un po' di questo Topo Gigio. Sapete, quando io ero piccolino c'era il Topo Gigio che imperversava nella TV di Stato ed era sempre una cosa molto carina, no? Perché insomma, se era piccolini si credeva un po' che questo Topo Gigio fosse veramente vivo, no? Però ogni tanto si vede che sono persone che non hanno mai visto le vostre Marietto Veneziano, incontro persone che dicono io sono andato da quel tale e mi ha promesso che in 28, cioè non promesso, mi ha detto che in 28 giorni molto probabilmente l'affare si fa. O lui torna oppure riesco a conquistare questa cosa e quest'altra. Il vostro Marietto invece cosa continua a dire? Prima di tutto ci vogliono minimo, ma minimo 9 mesi. La seconda cosa che il Topo Gigio dice che le chiese di Stato per poter perpetuare il loro successo è da 1700 anni tira e molla che continuano a portare le persone ogni domenica a fare dei riti. 1700 anni, non 28 giorni, no? Perché se fosse bastato 28 giorni, loro che sono così potenti, 1700 anni avrebbero dato una botta, 1700 anni fa, e la cosa sarebbe andata in porto. Ma non funziona così, cari miei, non funziona perché ci sono delle regole energetiche che bisogna tenere in considerazione e anche delle variabili che non si conoscono. Poi dovete tenere presente che lavoro quando viene fatto? Viene fatto, mica si paga sul successo. Mi spiego. Se uno viene dal Marietto e si vuole sposare il miliardario, no? Non è che io gli chiedo la tangente, no? La tangente come si dice, sul risultato, nel senso ti sposi il miliardario, magari non sei miliardario, no? O ci guadagnerai 50.000 euro al mese, non è che ti chiedo 50.000 euro, ti chiedo il prezzo del lavoro, poi chiaramente il successo molto probabilmente avverrà, ma non è che dopo ti vengo a chiedere una percentuale, capite? No, perché ci sono alcuni che dicono se non funziona bene, lo so, non fai pedali perché io faccio il lavoro, lo faccio bene, con cognizione di causa e teoricamente dovrebbe funzionare. Poi se ci sono delle variabili che neanche tu che vieni a parlarmi sai, queste cose qui sono al di là del lavoro. E se vuoi, per metterle a posto, si mette a posto con un prezzo, no? Quindi quando qualcuno viene a dirmi, no, che ci sono, come si dice, 28 giorni, 2 mesi, 3 mesi e questo torna, accende due candele, no, io non so cosa fanno così, metti due spilli nella mela nell'uovo, signori,
ma il Topo Gigio le sparava più belle. Quindi, cari miei, mm, cerchiamo di capire che ci vogliono 9 mesi, una bella pulizia, se c'è qualche persona in più o meno si fanno dei slegamenti e poi dei avvicinamenti. Non si fanno mai dei legamenti, i legamenti si fanno solo nei matrimoni, quando c'è marito e moglie, che allora in quel caso lì la stalla è ancora piena, è una metafora, non è che voglio intendere che... E allora a quel punto lì si lavora sul pulito, ma quando ci sono delle energie, magari uno a uno, due, tre amanti, no? Capite anche voi che bisogna proprio credere a Topo Gigio. Va bene? Ok, grazie cari amici e alla prossima, ciao.